Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte. Allora, anche questa settimana avremo come ospite che ci terrà compagnia un artista, una donna, che abbiamo già conosciuto e sempre in occasione dello stesso evento, ovvero Enigma 2, la mostra che è stata organizzata qualche tempo fa e di cui abbiamo parlato qui a Di Arte, molto amica e anche collaboratrice dell'ospite della scorsa settimana, Parmarè. La vado subito ad introdurre e a presentare Stefania Albertini. Ciao Stefania. Ciao. Allora, anche tu sei già stata qui, sì. Abbiamo cominciato a conoscerti qualche tempo fa, ovviamente magari il pubblico non si ricorda bene e quindi parliamo, diciamo, di cosa ti occupi, perché in realtà Stefania Albertini si occupa di un sacco di cose. È una pittrice, Sì. è un'organizzatrice culturale, poi ne parleremo, organizza dei sì. concerti, lavora in teatro, no? Sì, io sono di Cesena, lavoro presso il Teatro Bonci di Cesena, mi occupo della parte tecnica, quindi delle compagnie quando arrivano in teatro e il rapporto con i tecnici del teatro. In più del Teatro Ragazzi, quindi la rassegna che si sviluppa a metà dell'anno per i bambini, quindi con il rapporto con le scuole e tutto. Questo è il mio lavoro. Poi naturalmente sono pittrice, quindi amo dipingere da sempre, disegnare. Sei principalmente pittrice, sei qui per questo motivo, pittrice, diciamo. Infatti sono qui, ospite da voi. Oltre a occuparmi di pittura, di tante altre cose, ho fondato un'associazione culturale. Che è l'Amica Poco. Si chiama Mica Poco e a Cesena e anche nelle zone limitrofe comunque organizzo eventi. Che è stata poi l'associazione con la quale hai organizzato Enigma, no? Sì, abbiamo organizzato Enigma. Con Cignarale hai messo con su questa bella, Cignarale, sì, infatti, questa bella iniziativa che è andata molto bene, so. Sì, ha avuto un'affluenza molto proficua e comunque molto buona per Cesena, è stato un bellissimo evento e ha portato anche ad altri collegamenti con il territorio molto importanti. Certo. Importanti e questo soprattutto qualche settimana fa c'è stato un evento molto importante per Cesena che è Romagna Wine Festival e che questo collegamento è nato attraverso Enigma 2. Infatti il consorzio che si è occupato del buffet di Enigma 2 ci ha proposto di creare a me e a Parmarè, che è l'artista che abbiamo conosciuto la settimana scorsa. Sì, infatti che anche lei era all'interno di Enigma 2, sì. Praticamente le etichette di un nuovo spumante che hanno presentato appunto 2 settimane fa, uno spumante di tecnica praticamente tradizionale. E queste etichette dovevano rappresentare praticamente la nostra arte, quindi per noi è stato molto facile. E tu con Parmarè hai realizzato l'etichetta, e cosa avete realizzato, cosa avete pensato? Ma principalmente abbiamo pensato al vino e tutto quello che comporta e il mondo legato al vino e quindi alla terra, non solo cesenate, ma anche un po' tutto. E la mia etichetta naturalmente riprende sempre le mie geometrie, le mie composizioni così, però ricordano naturalmente, possono anche ricordare gli appezzamenti di terreni, i colori della terra, dei vigneti, insomma. Sì, certo, tutte queste cose qui, quindi mi sono un po' ispirata a questa cosa e la manifestazione è andata molto bene, già da un po' di anni. E voi avete esposto anche ognuna i propri quadri all'interno di questa manifestazione? Sì, infatti abbiamo avuto anche la possibilità di esporre dei quadri che vi rappresentassero. Quindi è un po' questo connubio di arte e enogastronomia. Insomma, poi tra l'altro è un periodo molto proficuo, le mostre, si è conclusa Enigma, questa manifestazione, anche prima, anche la scorsa settimana con Parmarè, insomma, è un periodo molto attivo per il territorio. E questo è sicuramente una cosa positiva, perché diciamo non è una cosa che accade tutti i giorni e ti vede coinvolta come artista, come pittrice, ti vede coinvolta a tratti come organizzatrice, insomma la tua figura è una figura molto particolare che poi impareremo a conoscere, perché è una figura che si pone a metà tra
il protagonismo artistico, chiamiamolo così, Sì. quindi la mano da pittrice, è anche invece l'aspetto meramente organizzativo che non sempre va d'accordo invece con la personalità dell'artista, è vero? Sì, bisogna avere una duplice visione, perché l'artista molto spesso è chiuso in se stesso, va avanti con le proprie opere o il proprio Con le stile, proprie idee, con le proprie proprie idee. sensazioni, Sì, segue solo le proprie sensazioni. è molto L'organizzatore- emotivo e l'organizzatore no, deve avere un attimino un occhio diverso, un po' più pratico anche. Esatto. E questo per fortuna mi riesce abbastanza bene a E poi scindermi ne parleremo, nelle parleremo varie di questo tuo lavoro e parleremo situazioni. di come influisce, se influisce negativamente o positivamente nel tuo invece operato artistico. Adesso però io vorrei dedicare questa puntata a una presentazione, approfittando per rinfrescare la memoria al nostro pubblico, dato che ci siamo lasciati insomma un po' di mesi fa, quindi Sì. non è che... vorrei approfittare per presentarti, insomma, per presentare il tuo lavoro. I tuoi quadri, e tu ce ne hai portato uno qui in studio, e adesso lo vediamo. Sì. I tuoi quadri sono quello che risulta, quello che risalta all'occhio e soprattutto l'utilizzazione del colore, ok? Sì. I colori sono molto forti, i colori sono per lo più colori caldi, no? Correggimi se sbaglio. Sì, sono colori caldi, sono Ok. legati alla terra, sono legati comunque a colori che io ho visto studiando soprattutto gli artisti del 400 e dal di lì o del 300 con Giotto, quindi sono colori che io amo molto e che sento molto e quindi mi portano sempre a utilizzarli proprio per far vedere come sono io, quindi mi rappresentano moltissimo. E proprio a proposito del colore, qui vediamo Sì. un tuo dipinto in cui il colore è molto forte, Sì. è protagonista sicuramente, forse più delle forme, forse più del vero contenuto del quadro, cioè la forma e il colore si combinano insieme, ma quello che risalta agli occhi è subito un utilizzo del colore. approfondito del colore. In base a cosa scegli i colori? Hanno una simbologia loro, un codice a cui attingi? Ma non proprio, nel senso che comunque io parto sempre da un soggetto reale, poi viene trasformato e Ok. di conseguenza la mia idea è anche nel mettere il colore sempre legato a questa tridimensionalità che io vedo, poi naturalmente nel quadro è bidimensionale, però io lo immagino sempre Ecco, qui ne vediamo a livello un altro, tridimensionale. questo verde molto acceso, il rosso è presente in quasi tutti i dipinti. Anche se l'ho l'arancione. inserito negli ultimi anni, prima non esisteva il rosso nella mia pittura. Perché? Perché adesso ho avuto la forza di metterlo, per me è un colore molto, molto forte, molto, molto corposo e quindi per tanto tempo era un colore che A questo non, mi riferisco non amavo. quando dico in base a cosa scegli il tuo colore, perché so che tu adoperi proprio delle scelte, tu mi dici prima il colore rosso non esisteva, nel tuo percorso, e correggimi se sbaglio, hai inserito man mano dei colori, hai aggiunto... Sì, hai mi aggiunto sono dei colori. schiarita, mi sono comunque, sono cambiata proprio perché, ma sono cambiata in base anche al mio stato d'animo Certo. e alla mia vita che è cambiata in questi anni. E cercando di essere più positiva e questo lo si vede moltissimo nei miei quadri perché come dici tu il colore è brillante, è comunque più vivo e anni fa nei primi quadri assolutamente non erano molto cupo, il marrone era il colore forse più predominante. Ah sì? Sì. E questo rispecchiava un tuo stato d'animo iniziale? Sì. Io ho sempre dipinto per mettere fuori la mia rabbia, ero molto rancorosa e rabbiosa. E poi cambiando, perché comunque si matura, si cresce, si va incontro alla vita in modo più positivo e questo un po' in tutto, nel lavoro, Certo. nelle amicizie e nei rapporti interpersonali. Ecco che anche nella mia pittura il colore si è modificato e quindi il blu è il
colori che io amo, come il verde, sono i due colori che amo di più, perché comunque mi danno non solo serenità, ma comunque mi rappresentano come persona comunque abbastanza... Quindi hanno una valenza simbolica molto importante Sì, i colori sì, nella tua pittura, sì, ti hanno da sì, sempre sì, sì, sì. accompagnato, anche perché tu mi dici io inizialmente il motivo per cui ho cominciato a dipingere forse era proprio per rabbia. Sì, per tirare fuori tutta la rabbia che potevo, quindi... E ti riusciva bene con l'arte? Sì, sì, era il modo e l'angolo della mia vita più espressivo e positivo, c'era quello che mi scaricava, ecco, e tuttora comunque continua a scaricarmi. Però ho visto, cioè, prima dipingevo solo quando ero rabbiosa, adesso riesco a dipingere anche se sono Hai in visto, una hai giornata... compiuto uno scarto di Sì, serenità sì, anche sì, nel sì, modo sì. di affrontare l'arte, perché forse approcciarsi all'arte solo nei momenti cupi è sicuramente terapeutico perché ti aiuta a Sì, certo, superarli, ti aiuta a liberarti un po', ti aiuta a sfogarti. Però forse... Beh, subentra anche poi la tecnica, l'esperienza, Certo. l'insegnamento, comunque il fare arte poi a un certo punto non è più un dipingere solo così a livello emotivo, ma comunque con la consapevolezza Certo. di fare e di voler essere un artista, e quindi da di lì parte il procedimento. Però proprio io penso in questo che anche il fatto che tu abbia cambiato, ti sia evoluta in questo, no? Abbia cambiato il tuo modo di relazionarti all'arte, quindi non dipingere più solo nei momenti cupi, nei momenti di rancore, è tra virgolette un dono che tu fai alla tua arte, all'arte, perché la pratichi anche quando sei felice, quando sei serena, e questo Sì, secondo me è una cosa positiva che gli devi, ed è bello sotto questo punto di vista. Ti faccio un'altra domanda. Oltre a risultare chiara l'importanza del colore dei tuoi quadri, risulta all'occhio sicuramente la particolarità delle forme che tu dipingi. Io ti volevo chiedere, c'è un motivo per il quale quasi tutte le tue opere ritraggono degli strumenti musicali? Molte delle tue opere ritraggono degli strumenti musicali? Sì, è un periodo che ho percorso ed è nato andando a un festival di musica, naturalmente, accompagnando un mio amico che suona l'ukulele. E sono andata a questo festival e la musica come gli strumenti, cose che io amo molto, mi hanno portato a questo filone, a provarmi, a mettermi alla prova dipingendo strumenti che poi naturalmente per me sono diventati altro, perché poi nella mia pittura sì, qualche riferimento c'è, mettendo delle corde abbastanza visibili. Però si trasformano. Però in cosa si trasformano nella tua pittura questi strumenti musicali? In spazio, in volume, a temporalità, comunque in qualcosa che diventa eterno quasi. Cioè io riesco, almeno ogni volta che vedo il quadro che ho dipinto, a ritrovare l'emozione e il momento e il ricordo di quando l'ho fatto. E la cosa che mi piace, che mi hanno anche detto alcuni fruitori e critici delle mie opere, è stato che comunque ogni volta andare davanti a un mio quadro in giorni diversi, in periodi diversi, il quadro non sempre dice la stessa cosa, ma dà qualcosa in più ogni volta, e questo è uno stimolo, perché vuol dire che un po' è quello che voglio un po' trasmettere. è la tua missione artistica, sì, tra virgolette, sì, no? sì, poter far capire quello che si vuole dire, ma andare anche oltre, quindi cercare e toccare. Vuol dire che il fruitore va davanti alla tela e ci mette anche del suo, proprio dicendolo, cioè, quindi cerca il pensiero e l'ideologia dell'artista, ma in qualche modo lo fa suo. È libero di interpretare come vuole, sì, è bellissima sì. questa cosa. Allora Stefania, io adesso ti saluto qui, noi tanto ci vediamo domani, saluto il nostro pubblico a casa, mi raccomando domani seguiteci sempre con Stefania Albertini, sempre a Di Arte, ciao a tutti!